Questa trasmissione è offerta da Nord-Est Mall, la nuova meta dello shopping. Affrettati, nordestmall.com. Buongiorno amici telespettatori e benvenuti nuovamente al nostro campanile della domenica. Oggi dove ci troviamo? Ci troviamo qui a Fogliano Re di Puglia. Perché? Perché questo è il 15° anno, il 15° incontro annuale dell'incontro appunto dei friulani nel mondo. E al mio fianco appunto c'è il vice sindaco appunto Dreossi. Che importanza ha questa giornata, vice sindaco? Molto importante perché innanzitutto ricade nel centenario della fine della Grande Guerra. Molti friulani hanno combattuto nelle file dell'esercito italiano e sono stati richiamati dalla monarchia italiana, e questi erano comunque emigrati per lavoro in stati dell'impero, quindi in Germania, in Austria, piuttosto che magari in Slovenia, Jugoslavia e poi. Diciamo che ricade in questo centenario e pertanto è molto importante perché viene appunto onorato sia il lavoro italiano nel mondo, il lavoro friulano nel mondo, che si è veramente distinto anche nel periodo pre-bellico della Prima Guerra Mondiale. E poi subito nel primo dopoguerra, quindi negli anni 20, con altri esodi, appunto perché le leggi agrarie italiane erano un po' diverse dalle leggi agrarie dell'Austria-Ungheria, pertanto c'erano delle problematiche di sussistenza di queste grosse famiglie e pertanto poi si è avuto un secondo esodo. Diciamo che siamo molto onorati noi come Comune di Fogliano ad ospitare questo 15° convegno di friulani nel mondo. Noi comunque abbiamo anche delle radici friulane, anche se qui proprio la terra è la bisaccaria, quindi è un po' la terra mezzo a due acque bislacque, quindi no, il Timavo e l'Isonzo, per questo un po' abbiamo questa etichetta di bisacchi. Diciamo che noi appunto abbiamo delle radici friulane perché comunque i nostri nonni o parenti genitori sono comunque di origini friulane, di Udine piuttosto che di Fiumicello oppure dell'Alta Carnia. Quindi c'è questo mix, diciamo, di cromosomi che insomma ci fa riconoscere friulani anche noi, insomma, ecco. Appunto adesso c'è in corso ancora la Santa Messa all'interno della chiesa qui a Re di Puglia. Ieri sera appunto noi abbiamo mandato il coro proprio in diretta e parliamo di un'emigrazione friulana che è avvenuta tra il 1915 e il 1918. Vice sindaco, prima appunto mi diceva che sua bisnonna era argentina. Nata in Argentina, a Campinas per la precisione, era nata un po' prima della Prima Guerra Mondiale perché c'era stato un preesodo nelle terre austro-ungariche, che erano queste terre, e quindi sono dovuti emigrare in Argentina. Nata là e poi rientrata a ridosso della Grande Guerra proprio perché pensavano che negli anni 10-12 del XX secolo ci sia un nuovo impulso con queste leggi agrarie austro-ungariche che dovevano partire proprio il 24 maggio del 1915, proprio l'entrata in vigore dell'Italia ha bloccato l'entrata in vigore di questa riforma agraria. Ecco, quindi anche noi abbiamo questi piccoli aneddoti, piccole cose. Mi ricordo che appunto che mio nonno diceva sempre che sua mamma diceva i nostri Natali in Argentina mettevamo le candeline sulle torte, ma le candeline si scioglievano prima di accenderle perché appunto era estate nell'altro emisfero, e quindi ecco, ci sono questi piccoli ricordi, piccole cosine che insomma fa sempre piacere ricordarle. Ecco. Oggi appunto quante persone sono venute insomma qui proprio per questa giornata? Beh, diciamo sono tante persone, adesso non le vediamo perché appunto sono all'interno. Sì, esatto, sono a messa, però diciamo ecco, sono tante, veramente siamo quasi 1 migliaio di persone.
Ecco, quindi molto molto felici della riuscita di questa manifestazione. Prima appunto mi diceva che ci sono anche delle persone dall'Argentina proprio. Sì, ci sono persone dell'Argentina, ci sono persone della Svizzera, ci sono persone francesi che ieri anche abbiamo incontrato nell'incontro che abbiamo fatto ieri presso anche Colle Sant'Elia. Arrivano, sono curiosi, vogliono vedere come prosegue e come sono rimaste le loro radici qua. Quanto è sentita questa cosa? Beh, è sentita, diciamo che è sentita in modo non eclatante, con tanto sfarzo, ma è sentita veramente nell'intimo delle persone. Ritornano ogni anno, ne vediamo comunque, c'è un continuo di gente che arriva anche indipendentemente dal raduno o dagli incontri che ci sono e vengono così, e dicono io sono partito tantissimi anni fa, magari anche da paesi limitrofi, da Ronchi o da altri paesi, e mi fa piacere ogni tanto tornare a vedere eccetera. Se non gli originari che sono partiti, che sono magari già deceduti, magari i nipoti, e abbiamo parecchie visite. Ecco, tant'è vero che noi 3 anni fa abbiamo fatto un incontro con i Giuliani nel mondo, nella vecchia sede municipale, all'esterno abbiamo una specie di lapide che ricordiamo questi, un giorno siamo partiti, ed è una bella esperienza perché è un punto di riferimento per tutte queste persone che sono in giro e sono i nostri ambasciatori di fatto e che continuano a coltivare un po' della nostra cultura locale. È un punto di incontro in cui appunto le persone condividono e si crea, credo, poi una rete. Certo, si crea una rete, un ponte, sia culturale, soprattutto culturale, un po' culinario, che rimangono la polenta e il must, quindi rimane come cultura, ma anche economico, quindi ci sono delle realtà, degli interscambi che nascono che potremmo veramente coltivare in modo egregio. Ecco. È una contaminazione piacevole? È una contaminazione piacevole, certo. Vice Sindaco, io intanto la ringrazio. Adesso noi ci spostiamo perché vedo qui un signor Egeo, che appunto è uno storico, giusto? Sì, un storico. Un appassionato? Sì, appassionato, meglio, sì. Cosa vediamo qui alle nostre spalle, Egeo? Allora qui abbiamo... Avviciniamoci. Avviciniamoci un attimo. Allora qui... Aspetti che se no non la sento. Allora mettiamoci così. Mi dica, ecco. Abbiamo col mio amico Giancarlo Berin, questo signore qua, che è appassionato di... Se magari ci giriamo verso i telespettatori, così sì, ecco, eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo raccolto queste fotografie nelle case delle persone, tra l'altro ci sono anche i tuoi parenti, no? Praticamente questa storia di queste famiglie che sono emigrate in Uruguay il 16 dicembre del 23. 1923. Sì. È una storia legata a quel complesso, quel tragico e difficile periodo del primo dopoguerra qui da noi, no? Per una questione di terreni, di affitti, di applicazione delle leggi. Loro qui volevano le leggi dell'Austria, l'Italia ha detto di no, insomma era una questione molto complicata e hanno suonato in causa contro i Cosolo, che erano i proprietari dei terreni, e alla fine hanno perso la causa e sono dovuti andare via tutti, insomma, no? In Uruguay, nella cittadina di Canelones, ed è il bello che quanti parenti? Quanti sono là? Allora, buona parte, all'inizio sono arrivati a Montevideo, però successivamente hanno fatto il giro praticamente di tutto l'Uruguay, sono andati quasi tutti quanti a Durazno, poi piano piano si sono riavvicinati alla costa e praticamente il grosso delle famiglie si è fermato a Canelones. Ancora oggi, quando i nostri parenti vengono qui a trovarci, a farci visita, e succede molto spesso, infatti quasi ogni anno qualcuno dei nostri ritornano
e praticamente ci dicono, diciamo, ci ricordano le altre famiglie con degli accenti diversi, per dire noi qui abbiamo i Sinicco e loro ancora li ricordano come Sinic, e sono quelle cose, ecco, no? Poi diciamo le altre famiglie si sono sistemate in maniera, diciamo, un pochettino più in maniera più adeguata, e un grosso delle famiglie, per dire parenti, per dire di mia mamma e cugine, e sono andate a San José di Maio. Una cugina ha sposato fra l'altro un ragazzo, uno diciamo di San Lorenzo Isontino, e praticamente a San José esiste questa famiglia Pecorari che sono venuti anche 2 anni fa a trovarci, e dove, diciamo, sviluppano l'attività, diciamo, della coltivazione dell'uva. Hanno, diciamo, dei terreni dove hanno queste vigne, hanno, diciamo, coltivano proprio le stesse, diciamo, qualità di uva che abbiamo noi, e diciamo, guardando anche per dire le foto che ci mandano, anche i tipi di filare, i tipi così, hanno mantenuto sempre, diciamo, il classico, diciamo, filare nostro friulano, nostro, diciamo, di questa zona. È interessantissimo perché, ecco, un'altra cosa che volevo ricordare, proprio da una nipote, diciamo, una nipote della cugina di mia mamma, e sono venuti 4-5 anni fa, sono venuti qua. All'inizio una difficoltà estrema nel comunicare, poi improvvisamente, non so come, invece di parlare in italiano ho parlato in dialetto. La signora mi ha risposto perfettamente in dialetto bisiacco, e praticamente fra lei e la mamma, diciamo, hanno sempre mantenuto, diciamo, vivo, diciamo, il nostro dialetto, mentre il papà era di San Lorenzo e quindi, diciamo, in famiglia parlavano anche friulano, quindi pur lontani da casa hanno sempre mantenuto, diciamo, queste nostre parlate. Volevo dire un'altra cosa, questi praticamente... Guardi, facciamo una cosa, io adesso devo un attimo interromperla perché devo mandare un attimo un servizio, pubblicità, e poi ci ritroviamo qui, così ci spostiamo anche all'ombra. Appunto adesso vi mandiamo, perché la scelta di far appunto convergere i friulani da tutto il mondo a Fogliano Re di Puglia non è stata casuale. L'ente Friuli nel mondo infatti vuole così celebrare anche il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale nel luogo in regione più celebre, il Sacrario Militare di Re di Puglia. Vediamo il servizio. Partiamo dal luogo. Perché è stato scelto Fogliano Re di Puglia quest'anno? Beh, ricorrendo i 100 anni della Grande Guerra, abbiamo pensato che fosse proprio l'occasione per ricordare, insieme ai nostri corregionali che vengono un po' da tutti i continenti, un momento particolare della nostra storia, e quindi condividere insieme un momento di riflessione, ricordando con le parole degli storici che ci danno la possibilità di interpretare quello che si è vissuto a quei tempi. E quindi ci è sembrato opportuno farlo insieme ai nostri friulani in questo momento e in quel luogo. E arriveranno friulani da veramente tutto il mondo. Ma direi un po' da tutti i continenti, così come sono i nostri focolari sparsi in giro per il mondo, che sono ormai più di 160, e mi auguro appunto che saranno anche numerosi anche questa volta. Ecco, diamo appunto qualche numero dell'ente Friuli del mondo. Quanti sono i focolars? Quanti sono i friulani che ancora sono legati alla terra d'origine? Guardi, l'ultimo censimento ci ha dato 165 associazioni presenti in giro per il mondo, con più di 20.000, anzi esattamente 22.500 friulani aderenti, ma poi c'è tutto quello che si muove attorno al mondo dei friulani e quindi tutti i simpatizzanti, che chiaramente fa sì che i numeri siano molto più alti. Questo è un censimento, ovviamente i numeri sono più elevati.
Anche perché l'Ente Friuli del Mondo si rivolge anche alle nuove generazioni. Quest'anno ci sarà la prima edizione del Friuli Summer Camp, è in corso in questo momento. Sì, è in corso e terminerà proprio a fine settimana, perché abbiamo voluto dare l'occasione a questi giovani di condividere con noi un momento di riflessione ma anche di festa in occasione appunto della convention. Ci sono varie attività poi che si sono concluse e sono tuttora in corso, legate sempre al mondo dei giovani, perché io credo che se noi riusciremo a dare una continuità a quello che è l'attività dell'Ente Friuli del Mondo, riusciremo a farlo solo con il fatto di riuscire a trasmettere ai nostri giovani la vicinanza al nostro territorio, la riscoperta delle loro origini e quindi delle loro radici. Questo credo sia un modo importante di far vivere loro la nostra terra, affinché poi possano trasmettere quello che è effettivamente il nostro valore, le nostre tradizioni, la nostra cultura, il nostro essere friulani, così come siamo. Quindi i giovani sono il futuro. E ultima domanda, qual è il futuro dell'Ente Friuli del Mondo secondo lei? Ma io mi immagino un ente molto più condiviso dal tessuto sociale, quindi ci auguriamo di poter far aderire molti più soci a livello proprio di ente territoriale, perché con la chiusura delle province anche il nostro assetto istituzionale cambierà. Stiamo dialogando con la Regione, ma dai segnali che abbiamo avuto, che abbiamo anche percepito con l'assessore Roberti, credo ci sia una particolare attenzione al nostro ente, e questo ci fa ben sperare in una possibile organizzazione e riorganizzazione proiettata verso un futuro che deve essere un futuro di coinvolgimento delle nuove generazioni, per far sì appunto che ci sia una continuità. Noi dobbiamo essere utili, perché se non siamo utili non serviamo a nessuno. Pertanto dobbiamo trovare nel nostro modo di lavorare, nel nostro modo di fare, soprattutto nel nostro modo di progettare e quindi anche di avere una visione, dobbiamo trovare i giusti elementi che fanno sì che i giovani si avvicinino e quindi siano loro stessi i nostri nuovi ambasciatori, come mi piace di solito dire, perché questi effettivamente sono ambasciatori in giro per il mondo. Eccoci appunto di nuovo in diretta qui dalla chiesa di Fogliano, Re di Puglia, e vi abbiamo lasciato qualche minuto fa con una piacevole storia che il signor Giancarlo ci stava raccontando. Siccome appunto l'ho interrotta, ci racconti quello che voleva, che stava dicendo? Sì, allora volevo ricordare, ecco, semplicemente una decina d'anni fa, per dire, il sottoscritto Egeo Petean e l'amico Claudio Visintin abbiamo fatto il giro di tutte le famiglie di Fogliano, Polazzo, Re di Puglia, e abbiamo raccolto, diciamo, almeno 1 migliaio di foto che riguardavano, diciamo, gli emigranti. Ognuno, diciamo, tiene a casa le foto dei propri parenti. Allora, queste foto, diciamo, l'altro anno, in occasione, diciamo, della inaugurazione del nuovo circolo Giuliani del Mondo di Canelones, e abbiamo mandato, diciamo, come regalo così tutte queste foto. Mi è stato detto che nel prossimo mese di settembre la biblioteca di Montevideo, approfittando di questa quantità di foto, farà una mostra con tutte queste foto, e poi questa mostra diciamo, farà il giro, diciamo, delle varie comunità di bisiacchi, di friulani, di vari dipartimenti dell'Uruguay. Noi siamo molto contenti di questo, perché pensavamo che il nostro lavoro finisse proprio qua. Invece sta continuando e siamo contenti. Fra l'altro la presidente di questo circolo sarà presente a metà settembre qui da noi, e quindi siamo proprio contenti, in attesa di capire da lei, diciamo, l'evolversi di questo progetto.
Benissimo, signor Giancarlo, grazie tante. Adesso vediamo se riesco a portarvi qua. Sono in diretta, Eccoci qua. Allora, eccoci qua. Lei da dove viene? Io sono di San Francisco, provincia di Córdoba, Argentina. Come mai è qua oggi? Sono felice di essere qua e per me essere in questa festa è bellissimo, una bella storia per mia vita, no? Il mio nonno è arrivato in Argentina tantissimi anni, nell'anno 1901. Mi scusi, nonno originario di? Di Camino al Tagliamento, sì. E per quello per me tornare a questa festa è molto importante per mia vita, no? Insomma, e lei è venuto qui proprio per questa occasione? Sì, sono stato in Friuli per 5 volte, no? Ma questa occasione soltanto per venire a questa festa, no? Quindi insomma le è stata trasmessa questa importanza di questa giornata? Sicuro, io sono il presidente del Fogolar di San Francisco e per quello so cosa è questa festa, no? Che importante è per tutti i friulani nel mondo, no? Secondo lei questa cosa è sentita appunto da tutti i friulani o solamente da alcuni perché è stata proprio la famiglia a trasmettere questa vicinanza al territorio? Sì, le persone che sanno cosa è il Friuli Venezia Giulia, il Friuli specificamente, sì, il suo nonno, il suo padre ha trasmesso il sentire friulani, sa che questo è speciale, no? Io la ringrazio, è stato un piacere. E lei quindi si ferma qui e riparte quando? Io torno a Argentina il 7 agosto e dal Friuli me ne vado il giovedì. Quindi insomma del tempo anche per degustare e assaggiare qualche piatto tipico? Sicuro, e vivere il Friuli che è un piacere grandissimo. Benissimo, la ringrazio, grazie tante. Adesso appunto noi vi lasciamo con 2 servizi perché fra poco appunto ci sposteremo vicino al Sacrario e appunto si è aperta già venerdì sera la 15ª convention dell'Ente Friuli nel mondo. Vediamo appunto la serata inaugurale a San Daniele. La 15ª convention dei friulani nel mondo, che porta sul territorio in questi giorni centinaia di nostri corregionali provenienti da ogni parte del mondo, ha preso il via informalmente venerdì sera con la tradizionale cena ospitata al tirassegno di San Daniele del Friuli. A fare gli onori di casa il presidente dell'Ente Friuli nel mondo, Adriano Luci, che ha citato ad uno i rappresentanti dei vari Fogolars Furlans presenti all'evento. Tra tutti ha preso la parola Stefano De Stalis, a guida del Fogolar Furlan più giovane, quello di Malta, nato ad ottobre 2017. Poi l'intervento di Luci. 65 anni sono tanti anche per capire che il mondo è cambiato, perché se pensiamo a come sono partiti i nostri avi alla fine del 1800, a come poi si sono sviluppate le varie migrazioni, a come si stanno sviluppando oggi, quante cose sono cambiate. Oggi siamo qui con così tanti presidenti, così tanti focolari, sono più di 160 in tutto il mondo e questo è fondamentale per noi, per cercare di capire cosa fare anche per il futuro. Il futuro è dei nostri giovani, su questo non c'è dubbio, quindi noi dobbiamo avere la capacità di trasferire le nostre conoscenze, le nostre esperienze, di dare a loro quelle possibilità che noi tutti abbiamo avuto di poter avere delle responsabilità. Anna Pia De Luca, vicepresidente dell'Ente Friuli nel mondo, ha preso la parola per raccontare della prima edizione del Friuli Summer Camp, progetto dedicato ai giovani dei Fogolars Furlans tra gli 11 e i 16 anni. 13 ragazzi, provenienti da Argentina, Canada, Stati Uniti e Sudafrica, sono giunti in Friuli, terra delle loro origini, alla scoperta del territorio. L'iniziativa, ha spiegato la promotrice De Luca, nasce con l'intento di trasmettere ai più giovani l'amore per il Friuli. A San Daniele è intervenuto anche un gruppo di ragazzi che sta partecipando al Laboratorio Internazionale della Comunicazione di Gemona. C'era poi il sindaco Pietro Valent, mentre la regione era rappresentata dal presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, dal vicegovernatore Riccardo Riccardi e dal consigliere Franco Jacob.
L'Argentina storicamente è una terra molto legata al Friuli, di grande emigrazione, è così ancora? Sì, è così ancora, e appunto io sono figlia di un friulano, e mio papà è nato a Romans di Sonso e mia mamma figlia di friulani anche della zona di Martignacco. Come si prova a ad arrivare in Friuli e a tornare in Friuli? E sempre cercare la terra d'origine dove uno ritrova sapori comuni, luoghi, il parlato anche, perché io ho avuto una grande influenza dei miei genitori e così che sì, uno si ritrova proprio come a casa, come se fosse a casa. Ma com'è la situazione per i friulani in Argentina? Rimangono, altri ne arrivano oppure stanno andando via? No, beh, quelli che sono a vivere in Argentina è già da tanto tempo che ci sono, si rimane là. Adesso forse i giovani, che sono quelli che vanno un po' più in giro, cercano anche delle opportunità per rientrare in Friuli. È difficile tramandare le tradizioni, magari dei propri genitori, dei friulani, anche ai più giovani? No, non è. Per noi non è stato difficile, io forse perché sono di prima generazione, ma anche gli altri che forse hanno i nonni, bisnonni friulani, continuano a radunarsi al Fogolar, che è il nostro posto dove appunto manteniamo le tradizioni. Sindaco, in questo caso il Comune di Udine segue un po' le tracce dettate dalla provincia con il legame con i friulani nel mondo. È un legame importantissimo perché i friulani che vivono fuori dalla piccola patria sono più numerosi, molto più numerosi di quelli che vivono qui nel nostro Friuli, e quindi con loro è importante mantenere un rapporto, un'amicizia, una disponibilità nel dare informazioni, nell'accoglierli quando vengono, come sono venuti in questo caso, per questo appuntamento annuale che si tiene ogni anno in terra friulana con i presidenti dei Fogolars di tutto il mondo. Io quest'anno cade anche una ricorrenza particolare, per cui è stato scelta Fogliano Re di Puglia, il centenario della fine della Grande Guerra, che ha coinvolto moltissimi friulani. Sì, è stato un dramma perché il Friuli con la Prima Guerra Mondiale ha subito anche l'occupazione, quindi ci sono stati profughi, gente che ha dovuto scappare, probabilmente molti anche sono emigrati in quegli anni, perché sono stati anni terribili, è stato distrutto tutta quella poca industria che c'era, poi dover abbandonare le città, i paesi, andare profughi nel resto d'Italia è stato un dramma non solo per i morti ma anche per coloro, la popolazione che ha dovuto lasciare questa terra. Quindi è importante ricordare anche questo avvenimento, anche se è accaduto tanto tempo fa, e oggi con gli amici che vengono proprio dal resto del mondo ricordiamo la fine di una terribile guerra, la Prima Guerra Mondiale, che tra l'altro ha visto la presenza di tante nazioni proprio qui in Friuli, perché già quella volta gli Stati Uniti d'America erano venuti con i loro militari proprio a combattere nella Prima Guerra Mondiale. Ecco, ultima cosa, un saluto a tutti i friulani che non potranno essere presenti alla convention ma che magari ci seguono lo stesso. Un chiar saluto a tutti i furlans che vivono a Torpa al Monte, non stai dismentearsi, io sai che non vi dismenteais delle vostre piccole patrie dal Friuli, e quando venisse in Friuli venite a accettare anche il sindaco di Udine che è contento di salutaius e di contaius, magari se voi di cognosci, anche di ciò che sta succedendo chiese nestre in terre furlane. Eccoci appunto di nuovo in diretta, proprio come vedete alle mie spalle siamo qui del Sacrario di Re di Puglia. Nella prima giornata della 15ª convention dei Friulani del Mondo è stato anche presentato il docufilm Isonzo Front del documentarista e regista friulano Massimo Garlatti Costa. Partendo dai diari di tanti uomini e donne, il regista ha voluto raccontare la Grande Guerra attraverso piccole storie. Vediamo il servizio. Cos'è Isonzo Front? Isonzo Front è un docufilm che racconta come un'antologia, come una Spoon River Anthology, la vita, la storia della gente che ha dovuto subire la Prima Guerra Mondiale. Donne, uomini, soldati austro-ungarici e soldati italiani.
Parte appunto da una serie di storie e copre l'intero corso della guerra, già dal 1914. Esattamente, inizia nel 14 con il ritorno di moltissimi friulani che erano emigrati all'estero e racconta questi anni della guerra e li racconta i profughi, racconta l'occupazione austro-tedesca, ma soprattutto racconta piccole storie ricavate dai diari di storici locali e dell'archivio diaristico nazionale. Quindi c'è alla base una grande ricerca per fare questo docufilm. Effettivamente c'è una grande ricerca da parte degli storici, da parte della squadra che ha realizzato il documentario, anche perché la prima guerra mondiale vede il Friuli il centro della storia italiana, centro culturale, centro politico, centro sociale, e rimase appunto fino alla fine della Grande Guerra. Ed è strano che il Friuli si trovi al centro della storia italiana proprio in un periodo drammatico come la Grande Guerra. Però, oltre a queste grandi storie ci sono le piccole storie che vengono appunto raccontate in questo docufilm, e tanto fa anche la location in cui questo verrà proiettato. Sì, la location è appunto a Re di Puglia, il Sacrario di Re di Puglia, e andremo a sentire le storie delle crocerossine, dei ragazzi che dovettero lavorare per la Grande Guerra, nelle trincee. Andiamo a raccontare storie di donne e di uomini. La difficoltà nella ricerca del documentario è stato andare a recuperare le storie dei soldati semplici, perché in quegli anni, dal 14 al 18, chi sapeva scrivere normalmente erano ufficiali, erano medici ed erano preti. È stato quello la difficoltà, trovare delle testimonianze di soldati semplici che lasciarono le loro case e morirono molti, troppi, nelle trincee dell'Isonzo. Eccoci appunto di nuovo in diretta dal Sacrario di Re di Puglia, e qui al mio fianco c'è la presidente dell'associazione Dinamici. Si dice così? Dinamici o dinamici? Uguali. Ok, piacere. Piacere mio. Appunto lei, presidente Fumis, mi raccontava dell'importanza della vostra associazione, e abbiamo voluto appunto anche inserirla in questa giornata appunto di ricordo dei friulani nel mondo. Di cosa vi occupate? Ci occupiamo di un progetto chiaro che abbiamo portato all'attenzione dell'azienda sanitaria Bassa Friulana Isontina 2 anni fa. Abbiamo individuato questa neuropsichiatria infantile, che è un servizio territoriale che ha seguito nel 2017 1058 ragazzi. E a tal proposito in questi 2 anni abbiamo individuato un progetto chiaro di 20 stanze che necessita questo servizio. Abbiamo portato all'attenzione della direzione sanitaria e ha accolto il nostro progetto. Quindi diciamo che il nostro è un progetto a obiettivi. Il primo obiettivo è stato quello appunto di alzare l'attenzione su questo servizio in crescita, che segue le disabilità in età evolutive dai 0 ai 18 anni. Secondo obiettivo, chiedere l'accorpamento del reparto, e questo è il primo grande risultato dell'associazione, perché l'azienda sanitaria ci ha fornito quasi 1000 metri di spazio all'interno del San Polo. Questi 1000 metri saranno oggetto di una ristrutturazione, la prima del San Polo, con uno stanziamento di 1.430.000 euro che la Regione ha messo a disposizione sulla base di questo progetto. Una bella cifra, e appunto visto che il progetto è sensibile e anche molto vicino anche a delle difficoltà che hanno persone, bambini, genitori, credo appunto che insomma, la Regione si sia voluta impegnare anche proprio per questo bellissimo progetto. Sì, diciamo che sempre di più si porta l'attenzione, al di là delle disabilità che sono importanti, vengono individuate in maniera precoce, ma sempre di più si crea il contesto di cura e di prendersi cura in quello che è una connotazione non ospedaliera, come nel nostro caso abbiamo dato un progetto che è di 20 stanze che tutto sono tranne che un ospedale, quindi dare accoglienza a dei bambini, a delle famiglie che vivono già un disagio, ma in questo modo sarà un po' meno pesante.
Quando è partito questo progetto? Partito 2 anni fa, diciamo che da quest'anno siamo nel clou, perché chiaramente con questi 1000 metri che sono stati messi a disposizione ora noi siamo nella terza fase. La terza fase prevede che cosa? L'impegno dell'associazione. L'associazione si è impegnata con l'allestimento e l'ammodernamento di tutte le stanze, per cui sono 20 stanze che noi andremo ad arredare completamente, per cui stiamo raccogliendo i fondi, le persone qua sono molto sensibili, le associazioni, gli imprenditori, insomma ci sono varie realtà del territorio che ci stanno dando una mano e per cui contiamo di tagliare il nastro assieme all'azienda sanitaria di questo nuovo servizio, assieme anche ai nostri arredi che sono stupendi. Quando ci sarà appunto questo taglio? Oddio, allora per quanto riguarda la più o meno è un po' difficile dirlo, stanno andando veloci, sappiamo che a inizio del prossimo anno inizieranno i lavori e noi seguiremo di passo passo correndo come siamo noi dinamici per cercare di portare gli arredi assieme all'azienda sanitaria. Speriamo di farlo insieme, altrimenti correremo un po' noi, ma loro stanno andando molto bene. Ultima domanda, in quanti volontari siete? Allora noi siamo in 12 volontari e 228 soci, sebbene siamo insomma non nati da molto tempo, però siamo contenti di essere già un bel numero. Bene. Io ringrazio la Presidente. Adesso noi ci spostiamo dall'altra parte e appunto, visto che siamo qua per il 15° appunto anno dell'incontro dei friulani nel mondo, ieri sera a conclusione della prima giornata della convention il coro polifonico di Ruda ha eseguito Rosso Sangue, un concerto con al centro la prima guerra mondiale per i friulani, ma non solo. Ne abbiamo parlato con la direttrice Fabiano Moro. Vediamo. Il concerto parte da un diario molto speciale, il diario di una donna che ha perso un figlio. Esattamente, il concerto è uno dei brani del concerto, da cui è tratto anche il titolo Maledetta sia questa guerra, ed è un diario delle donne appunto di Cervignano, sul quale è stato costruito creata questa musica bellissima del maestro Daniele Zanettovic di Aquileia, e parte proprio da questi diari dove le donne descrivono momenti tremendi legati appunto alla guerra, in particolare poi al fatto di essere scappate dopo la disfatta di Caporetto. La guerra è proprio il filo conduttore di tutto il concerto, perché ci sono brani di diversi autori ma che parlano tutti di questo argomento. Quasi tutti, diciamo che il filo conduttore è da un lato la Grande Guerra sicuramente, quindi diciamo che la maggior parte del concerto è dedicato a questo aspetto, trattata nelle sue accezioni più varie, la guerra vista dalla donna appunto in questo caso, e anche in un altro caso del compositore Giovanni Pian, sempre una donna che aspetta il ritorno che poi non avverrà mai dell'amato, la guerra attraverso sempre una donna che dice questo Stelluti Salpinis celeberrimo nel mondo, che è composto da Arturo Zardini mentre era esule a Firenze, e la guerra di Addio alle armi di Ernest Hemingway, quindi dei frammenti veramente molto forti, trattati musicalmente in un modo quasi rap da parte del coro, quindi non nella sezione musicale corale classica, ma in una forma sicuramente che rende più efficace questa denuncia, perché non smettono di combattere. Ecco, e poi anche diciamo comunque i canti rocciosi di Giovanni Sollima, che sono alcuni legati sia alla guerra come anche alla montagna, intesa come senso magico, c'è il testi di Dino Buzzati, di Dante Alighieri, come difficoltà della vita, la salita di Dante al purgatorio, la montagna, ecco, comunque il tema fondamentale è la guerra. Eccoci appunto di nuovo in diretta, qui ci siamo spostati perché alle mie spalle abbiamo lasciato il sacrario di Re di Puglia. Il sindaco appunto sempre di Re di Puglia, Cristiana Pisano, ha accolto i friulani da tutto il mondo con grande gioia. Noi non siamo friulani, ha detto alla presentazione della convention, ma abbiamo avuto anche noi i nostri migranti. Vediamo adesso appunto il servizio. La convention arriva in un anno importante per Fogliano, che è l'anno del centenario della fine della Grande Guerra.
Sì, assolutamente. Per noi è una chiusura, diciamo, pirotecnica, perché la convention veramente è un fatto, una manifestazione importantissima, a cui poi peraltro ne seguiranno altre, perché naturalmente il 4 di novembre e l'11 di novembre stiamo programmando anche un'altra manifestazione, che è proprio la data in cui è stato siglato il trattato di pace. E siamo veramente lieti, come dicevo prima, di ospitare questa convention e siamo grati all'Ente Friulani nel Mondo per aver scelto il comune di Fogliano Re di Puglia. Anche perché anche Fogliano ha avuto i suoi emigranti nella storia. Sì, ci sono stati, e infatti abbiamo un grosso nucleo che è andato nel Sud America, in Uruguay, Paraguay, e proprio nell'occasione di questa convention proveremo a dar conto anche di questa emigrazione. Eccoci appunto, come promesso, di nuovo in diretta qua da Fogliano Re di Puglia. Buongiorno. Buongiorno, sono Marta della Proloco Fogliano Re di Puglia, porto il saluto del nostro presidente Carlo Forte e noi da più di 25 anni con la Proloco e i Sentieri di Pace lavoriamo in questi luoghi per promuovere la conoscenza della storia della Grande Guerra. Lavoriamo con le scuole di tutta Italia, anche dell'Europa, e accogliamo qui ogni giorno tutti i turisti che vengono appunto a farci visita, tornando molto spesso anche a ripercorrere un po' le tracce dei vari familiari che avevano combattuto qui durante la Grande Guerra. E in questo periodo del nostro centenario noi abbiamo lavorato proprio per potenziare la struttura ricettivo-turistica della zona, per offrire appunto al visitatore straniero, anche che veniva qui in luogo, un punto di riferimento costante. Però il nostro obiettivo è quello di lavorare anche per tutte le progettualità del 2019 che ci vedranno insomma protagonisti qui a Re di Puglia. Come appunto divulgate le notizie, le manifestazioni e gli eventi? Allora, moltissimo con l'utilizzo dei social al giorno d'oggi, quindi appunto Facebook, la nostra pagina Proloco Fogliano ha più di 5.000 persone che ci seguono ogni giorno, quindi è il nostro canale primario, poi appunto via mail utilizziamo molta pubblicità, insomma tutti i canali attuali e più moderni di divulgazione. C'è appunto partecipazione? Sì, devo dire che c'è un notevole afflusso, stiamo riscoprendo moltissimo il turismo straniero che viene qui, grazie anche al potenziamento del Trieste Airport riusciamo ad avere turisti anche i russi ultimamente che giungono da noi, quindi una notevole affluenza ogni giorno. Oggi giornata importante appunto, il 15° incontro dei friulani nel mondo, che significato ha per voi? Per noi è molto importante soprattutto perché apprezziamo le attività che vengono svolte dai friulani nel mondo con i loro centri aggregativi anche per quanto riguarda i giovani, ci sono appunto collaborazioni costanti che tengono un po' collegate persone che vivono lontane tra loro, dall'Argentina all'America, che però hanno un punto di riferimento costante proprio grazie ai friulani nel mondo. Quindi una volta all'anno questo incontro? Fondamentale per noi per far conoscere ancora meglio Re di Puglia. Benissimo, vi ringrazio, grazie. Vedo dietro qui il gruppo corale. Fogliano Re di Puglia. Signore, voi da quanto tempo fate parte di un gruppo? Sì. 30 anni circa. 30 anni? Sì. Che importanza ha questa giornata per voi? Non so, io non posso neanche dire niente in quel senso. Aspettate che mi metto qua in mezzo. Eccoci. Ma penso che sia una cosa molto importante anche, sia per noi che anche per la gente che c'è qua, perché è una cosa veramente, diciamo, che si sente, no, queste cose, perché anche loro che sono rientrati in Italia è tutto una cosa bellissima, ecco. È insomma una cosa sentita, sì, ecco perché poi uno ritorna proprio alle origini. Alle origini, brava. Non so cosa dire altro. Da dove venite voi? Qui? Siete di qui? Fogliano di Puglia. Fogliano. Sì. Per voi che importanza ha questa giornata appunto? Una forte importanza è questa giornata qua perché insomma che hanno dovuto andare via, lasciare la sua terra, insomma è una giornata importante. E voi avete parenti appunto che sono andati, che sono emigrati? Lei sì? In Argentina, in Canada, sì, tanti anni fa. Più di 50, 70 ormai saranno, sì, che ormai neanche non ci sono più, certi sono rimasti solo i cugini. È un po' emozionante. Immagino. Sì, perché sono partiti non come adesso che arrivano a flotte, là sono andati già preparati col lavoro là, se no non li accettavano, sì, e anche così venivano anche
Non sgarare di niente. L'hanno avuta dura, specialmente quelli che sono nati in Argentina. Sì. E oggi appunto li ricordiamo. Sì. Sentite, una richiesta, ma mi fate una piccola parte? Sono già andate via tutte, sì, perché siamo una Valentina, ma qua siamo... avevamo appuntamento per le 11 e chi doveva andare dalla mamma che ha problemi in ospedale, chi dall'altra, insomma, sono dovuta andare via. Peccato, peccato. Purtroppo siamo stati in 7-8, però Sì. sono dovute andare via Quindi neanche un piccolo contributo? No, non possiamo, non possiamo mettere ancora io che sono con un po' di raffreddore, insomma, no. Va bene. Io Mi dispiace. vi ringrazio, noi eravamo appunto... Cantare Stellutis Alpinis, ma sono andate via tutte. Non possiamo, neanche un pezzettino, e noi eravamo davanti alla chiesa. Perché quella lì è veramente che Ci vuole... Sì. Almeno un 5-6 ancora coriste, no? Allora sì, ma così no, non possiamo. Peccato, sarà per un'altra volta. Un mandi a tutti i friulani del mondo. Un mandi a tutti i friulani del mondo. Benissimo. Signore, grazie tante. È stato un piacere. Grazie. Allora, adesso ci spostiamo. Chi abbiamo qua? Buongiorno, ciao. Ciao. Come Noi... ti chiami? Valentino. E lei? Dino Stabile. Dino Stabile. Allora, noi rappresentiamo il motoclub Carso di Fogliano di Puglia, quest'anno sono 40 anni di attività, purtroppo siamo solo noi perché gli altri sono impegnati in una gara di Triveneto. Bastate voi due? E bastiamo noi due, sì. Bene. E insomma appunto questa, in cosa consiste? Noi svolgiamo enduro e motocross, poi abbiamo diversi bambini quest'anno. Sì. Iniziano come mini enduro, mini cross. Quest'anno in ottobre abbiamo intenzione di fare una gara di enduro e in contemporanea con la fine del centenario della fine della guerra anche, no? Che importanza, io faccio a tutti un po' questa domanda, che importanza ha per voi, per lei questa giornata? Beh, un ricordo verso gli immigrati, bene o male tutti quanti qua in zona abbiamo avuto dei parenti che sono immigrati negli anni. Lei ha anche dei parenti? Sì. Dove sono immigrati? In Argentina. Ce ne sono parecchi in Argentina. E poi appunto sono rimasti lì. Sono rimasti lì. E lei da dove viene? Da Fogliano. Senti Valentino, corri anche tu con le moto, con le mini moto? Sì. Sì? Da quanto tempo hai iniziato? A 3 anni. Ti piace parecchio? Sì. Continuerai? Sì. Quanti bambini ci sono? Abbiamo 6 bambini attualmente adesso che fanno mini. Niente, non so cosa dire. Sono appassionati? Sì. Benissimo, bene. Allora, io intanto per il momento vi lascio qualche minuto di pubblicità e ci vediamo subito dopo da qui. Grazie. Eccoci appunto di nuovo in diretta qui da Fogliano Re di Puglia, alle nostre spalle il Sacrario appunto, e al mio fianco c'è l'architetto appunto Giulio Valentini, consigliere di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Innanzitutto, come dire, sì, un saluto anche a tutti i friulani che sono qui intervenuti in questa bellissima manifestazione. Credo di dover innanzitutto spiegare cosa sono le fondazioni. Sì. Le fondazioni, tra l'altro sono qui presenti anche i nostri cugini o colleghi della Fondazione Friuli che sostengono questa bella iniziativa. Sono nate, hanno origine bancarie, ma sono istituzioni autonome che hanno soprattutto il compito di
promuovere e attivare progetti compatibili e sostenibili sul territorio di cui loro sono riferimento. Fino a qualche tempo fa le fondazioni erano più chiamate a finanziare attività proposte da altri. In questo momento si chiede proprio alle fondazioni di diventare protagoniste attive di un progetto sul territorio che sappia appunto promuovere il territorio dal punto di vista culturale, naturale, sociale. Ecco, questi sono gli ambiti nostri di attività. Appunto, mi scusi, le fondazioni, appunto, come diceva anche lei, si occupano anche di dare dei cenni storici, di mantenere vive anche, insomma, le tradizioni e appunto le usanze di una volta. Infatti, allora la fondazione, in particolare la Fondazione Carico che qui rappresento, ha attivato proprio un progetto triennale legato alla promozione appunto della natura, della storia e della cultura dei luoghi. E il primo anno abbiamo deciso proprio di promuovere, visto che il 1918 in qualche modo è un anno che segna, il 2018 segna il centenario della fine della guerra, abbiamo deciso di finanziare un progetto appunto fortemente innovativo e compatibile sul museo del San Michele, che si lega strettamente alla realtà di Re di Puglia che qui ci ospita, perché è stato uno dei luoghi che ha segnato il destino non solo di molti migliaia di giovani che purtroppo hanno lasciato la loro vita lì, ma forse proprio dell'Europa così come l'abbiamo oggi. È un museo appunto, un museo multimediale, no? Sì, è un museo fortemente innovativo. Il museo esisteva già, noi ci siamo occupati del completamento in qualche modo, del rinnovamento, l'abbiamo fatto assieme al comune di Sagrado, insieme a Onor Caduti, insieme alla regione Friuli Venezia Giulia, con le varie sue ramificazioni dell'ERPAC eccetera. È un museo fortemente innovativo perché appunto con l'adozione di tecnologie molto, molto innovative, quali in particolare la virtualità, permette di immergersi veramente a 360 gradi completamente in quella che era la realtà della trincea, del fronte e della vita sulle linee di guerra nel 1918, quindi attraverso la realtà virtuale veramente è possibile immergersi e rivivere completamente. Questo dà molte informazioni, ma proprio offre la possibilità di fare un'esperienza ed è rivolta a tutti ovviamente, ma soprattutto e in particolare ai giovani che di queste tecnologie innovative sono più sensibili e esperti conoscitori. Bene, allora invitiamo appunto di andare a visitare questo museo multimediale. Sì, assolutamente, penso che sia una tappa fondamentale, importante in questo circuito della Grande Guerra che vede l'Isontino come protagonista. Appunto abbiamo il San Michele, abbiamo Re di Puglia, abbiamo Gorizia, come ho detto, luoghi che nella memoria non solo degli italiani ma anche degli ungheresi. Ad esempio il San Michele è un luogo sacro non solo per gli italiani ma anche per gli ungheresi che arrivano molto numerosi. Ecco, noi abbiamo la fortuna di avere questi luoghi, non possiamo che invitarvi e così aiutare a promuoverci e a conservare non solo il ricordo ma anche l'esperienza e è quello che questa esperienza ci può insegnare, che è la cosa più importante oggi che siamo così piuttosto distratti delle fortune che abbiamo. Benissimo. Architetto Visentini, io la ringrazio. Prego, grazie a voi dell'opportunità che ci avete dato, buon lavoro e buona giornata, buon divertimento anche direi. Grazie, festa. Grazie altrettanto, prego. Grazie. Adesso appunto parliamo dell'associazione Conquistando Escalones. Cosa consiste questa associazione? Allora, questa associazione è stata fondata da una famiglia di malati di una particolare forma di distrofia muscolare, la distrofia muscolare dei cingoli 1F. Qual è la particolarità di questa distrofia? I malati sono immuni all'AIDS. Questo significa che chi ha la sfortuna di avere questo tipo di distrofia, in realtà questo difetto genetico che la causa li rende immuni all'AIDS. Cosa fa la nostra associazione? Cerca di sensibilizzare le persone sull'importanza
delle malattie rare. Questo perché? Perché a volte studiando una malattia rara si possono portare dei benefici anche a persone che hanno un completo tipo diverso di malattie, in questo caso l'AIDS. Quindi stiamo parlando di pochissime persone al mondo malate di questa distrofia che potrebbero, se la ricerca su questa distrofia fosse portata avanti, portare dei benefici a milioni di persone che hanno l'AIDS. Cosa facciamo noi? Organizziamo dei convegni divulgativi in modo da appunto portare alla conoscenza di questi studi. Finanziamo direttamente gli studi di ricerca perché organizziamo eventi di raccolta fondi e stiamo finanziando direttamente 2 studi di ricerca in Italia e 4 in Spagna, perché i malati di questa distrofia si trovano la maggior parte tra Italia e Spagna. Grazie al nostro lavoro nell'ultimo anno abbiamo conosciuto anche delle persone, ad esempio in Ungheria, che hanno lo stesso tipo di distrofia, quindi ci stiamo espandendo a livello europeo. Il nostro scopo fondamentale appunto è non fermare la ricerca su questa distrofia. Abbiamo finanziato più di 50.000 euro negli ultimi 2 anni qui in Italia, più del doppio in Spagna, quindi diciamo ci stiamo dando da fare. Abbiamo anche la possibilità di essere contattati, noi riceviamo mail quasi settimanalmente da persone di tutta Italia e Europa che ci scrivono per avere informazioni su di noi. Quindi ci stiamo dando da fare, siamo piccoli, siamo pochi, però siamo una realtà qui di Fogliano, perciò cerchiamo di far conoscere la nostra realtà un po' in tutto il mondo. Appunto oggi, 15° incontro appunto dei friulani nel mondo, sì. Che significato ha per te? Beh, diciamo che io conosco diversi miei parenti che sono andati in giro per il mondo, ad esempio in Sudafrica, in Argentina, e sapere che c'è qualche parente sconosciuto in giro per il mondo comunque fa piacere da una parte, però dispiace dall'altra, perché se sono andati via significa che qui non avevano più modo di vivere, quindi è un peccato aver perso delle persone che non portano più, appunto, non sono più in mezzo a noi, ma vivono da un'altra parte del mondo. Appunto tu hai anche dei parenti che sono tornati? O no? Tornano più che altro perché si sono rifatti una vita là, però ogni tanto so che tornano e vengono a trovarci, quindi ogni tanto è bello anche rivederli, questo sì. Va bene, io ti ringrazio, grazie per il tuo contributo e buona giornata. Anche a te. Grazie, ciao. Adesso vediamo quanto tempo ci manca. Ok. Vediamo se riusciamo a far intervenire. Vediamo un attimo. Sì, vediamo se riusciamo a far intervenire un emigrato. Vediamo. Buongiorno, prego, venga, venga. Il ciuffo. Piacere, lei come si chiama? Io mi chiamo Alfredo Onorio. Da dove viene? Io vengo da Torino adesso, sì, da Torino da tanti anni che sono là, 60. Pensi un po', ero un ragazzino, sono andato là, però puntualmente vengo gli anni qui a questo raduno, ma io ho anche case a Maniago, diciamo così. Mi servono solo per avere un punto di riferimento, le tengo col cuore, perché io il mio cuore ce l'ho in Friuli, anche la tombo in Friuli, quindi ormai il mio legame il legame col Friuli è perenne, voglio dire, se mi portano qua, se qualcuno vorrà portarmi, io resterò per tutta la vita futura. Ecco, questo è quanto. Che importanza ha questa giornata per lei? È una domanda che sto facendo a tutti e voglio appunto sentire le varie considerazioni. Certo, è importantissima, perché noi come friulani, diciamo, noi siamo friulani in Italia, immigrati in Italia, diciamo così, è importante perché comunque l'ente Friuli nel mondo è quello che da sempre è stato il primo a sensibilizzarsi su questo argomento importantissimo, che sappiamo che ha coinvolto oramai già dalla fine 800, 1800, per i primi del 1900, migliaia e migliaia di friulani che sono sempre andati all'estero, e anche in Italia hanno emigrato, e quindi direi che trovarci ogni anno, e a questo punto apro una parentesi, io vengo da tanti anni, ma purtroppo ogni anno sempre meno, perché sono rimasti dove sono andati, moltissimi purtroppo, sì. Un giorno o l'altro toccherà anche a me, ma io, come ripeto, ce l'ho ancora qua la tomba, quindi qualcuno mi porterò, non più vivo, non posso essere intervistato da una signora bella come lei, direi, pazienza, vuol dire che mi intervisterà qualcun altro se ho fatto bene o male durante la mia vita, diciamo così.
Lei appunto ha detto che è a Torino da quanto tempo, da quanti anni? 60 anni, ero un ragazzino, quindi ragazzino proprio, voglio dire, adesso i ragazzini non ne vedo più, non si sono più ragazzini, sono bambini e poi diventano grandi di colpo, ragazzini non ne vedo proprio più, non ce ne sono. È una generazione che è andata così perdendosi per via dei costumi, usi diversi, eccetera. Quindi sì, questo, io invece ero un ragazzino, appena avevo le forze per poter fare quello che riuscivo a fare, quello che avevo in mente, anche perché bisogna dire anche questo, quello che avevo in mente. Bene. Io la ringrazio e le auguro appunto una buona giornata in questo giorno importante. Va bene, grazie a lei, anche a lei buongiorno e arrivederci. Grazie. Appunto prima ci eravamo visti davanti al Sacrario con la presidente dell'associazione Dinamici o Dinamici e volevamo fare anche appunto anche intervenire qualche altro collaboratore, ma no, stanno andando verso, vediamo se riusciamo a fare intervenire qualcun altro, perché prima eravamo appunto un po' in velocità. Sì. Eccoci qua, piacere. Piacere, mi chiamo Paolo Pizzini e lei appunto sono un volontario dell'associazione Dinamici. Appunto un progetto sensibile, un progetto che va incontro, come dicevamo prima, a famiglie, bambini, genitori e che ricordiamo quando avverrà il taglio, tra virgolette, del nastro. Speriamo a fine 2019-2020, più o meno quando saranno finiti i lavori di suturazione che noi cercheremo nell'arredare i locali. Quanto tempo fa è iniziato questo percorso? Il percorso è iniziato in sordina nel 2016 con i primi sopralluoghi che abbiamo fatto sul servizio e lì ci siamo da subito resi conto che le stanze sono suddivise su più piani, per cui i genitori quando accedono hanno delle oggettive difficoltà di trovare le stanze adibite alla psicologa piuttosto che alla neuropsicomotricista, per cui essendo che poi l'equipe lavora in equipe multidisciplinare, pertanto un bimbo, un ragazzo può avere la necessità di avere supporto di più figure in questo ambito. Ecco che l'accorpamento del reparto in un unico blocco è diventato per noi la prima richiesta che abbiamo fatto all'azienda sanitaria e devo dire che queste nostre richieste sono state ascoltate perfettamente con poi la direzione generale, attualmente c'è il dottor Antonio Poggiana che si è insediato credo a febbraio 2018, comunque no, fine 2017, da subito lui dopo una settimana era già con noi a fare il sopralluogo e si è reso conto dell'effettiva criticità del servizio. Pertanto ecco, questo è stato fondamentale anche perché si è creata una collaborazione con l'azienda, che è una cosa unica per un'associazione. Avere la collaborazione dell'azienda ha fatto sì che la sinergia fra dirigenti, fra medici, operatori e noi che comunque abbiamo ascoltato anche le esigenze dei bimbi e dei ragazzi, si è fatta una fusione di queste necessità e quindi da qui è nato un progetto che è definito il più bel reparto di neuropsichiatria in Italia e noi contiamo insomma che sia così, ci teniamo, è un nostro orgoglio. Bene Presidente, anche appunto collaboratori, io vi ringrazio in questa giornata insomma importante, parlare anche sempre di queste iniziative sensibili è sempre appunto importante. Vi ringrazio per essere stati qui con noi e vi auguro una buona giornata. Grazie mille. Seguiteci su Facebook oppure sul nostro sito per chi volesse informazioni, visto che in questo momento siamo in raccolta fondi, www.associazionedinamici.com. Grazie a voi. Appunto amici telespettatori, adesso appunto per questa giornata è tutto, una giornata molto importante, appunto ricordiamo il 15° incontro annuale dei friulani nel mondo che quest'anno appunto si è svolto a Fugliano, Re di Puglia. Io vi lascio sempre alle nostre future trasmissioni e vi auguro una buona domenica. Grazie.
Questa trasmissione è stata offerta da Nord-Est Mall, la nuova meta dello shopping. Affrettati, nordestmall.com.